Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Al via questa mattina a Udine un tavolo con i rappresentanti di Assonautica e Assomarina, ai quali l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Bini ha illustrato gli investimenti che stanno progettando nell'area industriale della Ussacorno. Assessore, attorno al progetto Metinvest Danieli in Ussacorno si sono scatenate voci che hanno destato preoccupazione tra gli operatori della nautica, delle marine e delle narsene. Oggi la formalizzazione di un tavolo che è partito proprio facendo chiarezza e con le sue rassicurazioni. La regione Friuli Venezia Giulia, guardi, ha delle ricchezze meravigliose che si chiamano manifatturiero, ma ha anche un'altrettanto importante ricchezza che si chiama turismo. Ci mancherebbe altro se la regione Friuli Venezia Giulia non cercherà di coniugare non solo oggi ma anche per un domani come dire, una crescita e un equilibrio tra le parti. Parliamo di rispetto ambientale, parliamo di laguna, è al primo posto, e ci mancherebbe altro se progettualità di qualsiasi tipo esse possano essere, vadano a come dire, depauperare quelle che sono le ricchezze del nostro territorio. Ci sarà un percorso molto chiaro, definito, con il coinvolgimento di università, con le sovrintendenze, insomma ci sarà tutta una serie di dettami da seguire. Il tavolo di oggi ha avuto, ma avrà anche come oggetto principale lo sviluppo di un comparto che in questi 2 anni è cresciuto parecchio. Parliamo delle marine e delle nautiche del Friuli Venezia Giulia. Ecco, lei ha detto tante fake news su questo progetto, sì, rispetto al quale ha voluto fare chiarezza, poi si è parlato di infrastrutturazione degli investimenti della regione, 20 milioni già stanziati in assestamento di bilancio. La regione ha un piano già definito, abbastanza definito, importantissimo, di infrastrutturazione di un'area importante come quella della Ussacorno. Sono già stati messi i primi 20 milioni di euro e gli stessi andranno a migliorare tutta quella che è la viabilità, per esempio, ma non solo, di un'importante zona industriale del Friuli Venezia Giulia. Le aziende del Pordenonese cercano 120 lavoratori ma non li trovano. Un recruiting day promosso da Adecco e Regione Friuli Venezia Giulia per assoldare giovani e non. Appuntamento il 6 ottobre al Polo Tecnologico di Pordenone. Le candidature devono essere inviate entro il 2 ottobre. Regione Friuli Venezia Giulia per il lavoro, il cosiddetto Recruiting Day, si cercano le nuove leve. Ecco, che servizio è, direttore, ma soprattutto che persone cercate? Ma oggi presentiamo questo Recruiting Day che terremo il 6 di ottobre al Polo Tecnologico di Pordenone. Abbiamo con noi oggi 6 aziende che cercano 120 profili distribuiti nell'area produttiva e logistica, nell'area amministrativa e nell'area tecnica. Diversi profili, 25 profili diversi, quindi è un'opportunità per le persone che sono alla ricerca di un lavoro di poter colloquiare quel giorno direttamente con le aziende che stanno cercando questi profili. Le aziende interessate sono la Cimolai, la Cartum, la Licar, l'MCZ, la TSM e la Vetri Speciali. Il mercato è ancora dinamico, ma devo dire che le nubi che si addensano fanno porre alla Regione molta attenzione sulla qualità del lavoro e sulle modalità di inserimento all'interno del mondo del lavoro. La nostra collaborazione in questo caso con Adecco, che è un'agenzia per il lavoro, ma anche con le altre agenzie per il lavoro, è proprio il tentativo che ormai da anni stiamo facendo di far uscire i nostri servizi pubblici per l'impiego e di incrociarli realmente con l'offerta delle imprese. Questa mattina in terza commissione del Consiglio regionale le audizioni dei presidenti degli ordini delle professioni infermieristiche di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone per affrontare i gravi problemi della categoria. Ci sono ricette per superare le difficoltà? Sentiamo Luciano Clarizia, presidente dell'ordine degli infermieri di Pordenone. Le ricette a breve termine, quindi nell'immediato, sono poche, non ci sono. E lì bisogna lavorare giorno per giorno e coprire purtroppo i buchi. Quello che cercheremo di portare a casa oggi è di suggerire a chi è dall'altra parte di aiutarci a rendere più attrattiva la professione, soprattutto verso i giovani, perché bisogna che
vi sia effettivamente qualcuno che faccia anche un'opera di convincimento verso i giovani e che li porti verso la professione. Fino a qualche tempo fa eravamo considerati un po' gli eroi acclamati, insomma, dai balconi dei cittadini. Oggi c'è proprio al contrario, quasi una repulsione verso la professione. I cittadini, alcuni di questi, non ci riconoscono quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare, sono aggressioni continue. La politica e il leader della Lega, Matteo Salvini, da ieri sera in Regione, prima a Marano Lagunare e questa mattina a Reggio di Puglia, all'altare della patria. Orgoglioso di venire in Friuli, un modello per il Paese, ha detto, indicando anche le parole chiave di questa campagna elettorale. Per me, per la Lega, il Friuli Venezia Giulia è un modello a livello nazionale. Da Massimiliano Fedriga alla squadra della Regione, ai sindaci, veramente sono orgoglioso quando vengo in terra friulana di quello che la Lega fa, delle promesse che manteniamo, e quindi non vedo l'ora che arrivi il voto del 25 settembre perché penso che sarà un plebiscito. L'anno prossimo si vota anche in capoluogo a Udine, quindi io vado già avanti, quindi riconfermare Massimiliano in Regione, riconfermare il sindaco di Udine e portare tanto Friuli Venezia Giulia a Roma fra 20 giorni. Ma quali sono le parole chiave di questa campagna elettorale? Lavoro. Adesso, domani, dopodomani bollette di luce e gas. Sto insistendo con tutti gli altri partiti perché sia in Europa che in Italia si approvi un intervento urgente, un decreto urgente per bloccare gli aumenti di luce e gas. Tutto il resto viene dopo, ci si può dividere su tutto il resto, ma veramente io trovo imprenditori, negozianti, artigiani, pensionati, sindaci disperati perché non ce la fanno e temono di avere la luce e il gas staccati. Quindi 30 miliardi si devono trovare, l'Europa che ci ha portato sulla strada delle sanzioni contro la Russia deve proteggere le famiglie e i lavoratori italiani e quindi il lavoro. Una volta bloccati gli aumenti delle bollette, lo stop alla legge Fornero, l'estensione della flat tax al 15%, lo stop delle cartelle di Equitalia, il blocco dell'immigrazione clandestina, sarà tutto possibile da fare, però se non si blocca l'aumento delle bollette di luce e gas rischiamo il disastro. Stagione da incorniciare per il turismo in Regione, con Lignano che ha fatto registrare un vero e proprio boom di presenze sia italiani che stranieri, ben più 9,7% rispetto al 2019, l'anno dei record prima della pandemia. Alessandra Salvatori ha ascoltato l'assessore regionale al turismo Sergio Migliobini. Seppur non definitivi, perché stiamo parlando ancora di dati non definitivi, ma sì, dati che mi hanno assolutamente stupito. Ero convinto ci fosse una crescita del 5-6% rispetto all'anno dei record, invece è uscito questo dato meraviglioso. Questo dà comunque seguito a quella che era un'analisi che noi avevamo fatto fare da Demoscopica, la quale indicava la regione Friuli Venezia Giulia come una delle regioni più ricercate, soprattutto negli ultimi anni dal punto di vista turistico, tant'è da metterci al pari di regioni che storicamente erano ben più blasonate, tipo la Toscana, il Veneto, il Trentino Alto Adige, quindi con delle città eccellenti come Apil, Trieste in primis, ma località balneari come Grado, Lignano Sabbiadoro, la montagna, insomma un ecosistema turistico assolutamente importante. La cronaca tampona con la Vespa un furgone, cade a terra e rimane gravemente ferito. L'incidente è avvenuto a San Daniele del Friuli lungo la strada regionale 463. L'uomo, che ha 32 anni, è stato portato all'ospedale di Udine dove è ricoverato in prognosi riservata. Rilievi dei carabinieri di San Daniele. Siamo ai dati della pandemia con 5 decessi con Covid, 4 nell'ex provincia di Udine, 1 in quella di Pordenone, rilevati in Friuli, Venezia Giulia nelle ultime 24 ore. Questo è il dato più rilevante emerso dall'ultimo bollettino. Sono stati accertati 679 contagi al Covid attraverso 5.743 tra tamponi rapidi e molecolari, 2 pazienti gravi attualmente ricoverati in terapia intensiva, 137 le persone ospedalizzate negli altri reparti. È stata presentata oggi la 23esima edizione di Pordenone Legge, appuntamento con il Festival del Libro con gli autori dal 14 al 18 settembre. Noi abbiamo portato un programma e abbiamo organizzato e previsto di realizzarlo di grande valore, di grande qualità. Su questo sono sicuro, si vada a vedere, si vada a controllare. Però l'elemento importante, il dato importante è che abbiamo lavorato a questa edizione
per ritornare a incontrarci, per ritornare a stare per strada, oltre che per agli appuntamenti, per ritornare a confrontarci. Scherzando dicevamo dobbiamo fare l'assembramento, non è tanto l'assembramento ma quanto il fatto, insomma l'abbiamo chiamata festa fin dagli inizi e dovrebbe essere una festa, allora la soddisfazione è piena, se no gli appuntamenti con gli autori bravi che dicono cose interessanti, il pubblico che è contento di quello che dicono gli autori è solo metà della festa, insomma ci vuole anche l'altra parte. Quali gli appuntamenti da non perdere? Molti, adesso è brutto su 250 appuntamenti, 280, dire questo piuttosto che l'altro, però ce n'è, ecco, quello che voglio dire è che è più semplice, ce n'è per tutte le voglie, per tutti gli interessi, si va da Lillo fino a De Vals, cioè dal più intelligente, interessante, comico e più divertente che c'è adesso, fino a uno dei massimi studiosi che ci sono di antropologia, di etologia, eccetera. Quindi stiamo bene, mi tocca. Presentata questa mattina a Udine la quinta edizione del Festival del Coraggio, in programma a Cervignano il 5 ottobre. Quinta edizione del Festival del Coraggio si terrà a Cervignano dal 5 al 9 ottobre e questa edizione è dedicata alle fragilità dell'oggi, ma parliamo della manifestazione che da sempre è sostenuta dalla Fondazione Friuli con il presidente della Fondazione stessa, Giuseppe Morandini, perché è importante esserci. Ma devo dire che zitti zitti si è arrivati alla quinta edizione con un percorso di crescita molto ragionato e con la grande capacità di questo evento di non esaurirsi nei 5 giorni della manifestazione, ma di riuscire ad avere collegamenti con i territori e sempre con nuovi partner, sempre più distribuiti su tutto il nostro territorio. Io credo che questo sia un valore patrimoniale e culturale molto importante. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.